Bentornati al nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Un blocco a omega dell'anticiclone africano sul centro Europa, compreso l'Italia, continuerà a esercitare il dominio sul Veneto con due depressioni molto attive sulla Spagna e il Mediterraneo orientale che provocano forte maltempo in quelle zone, soprattutto sulla Grecia, mentre sulle nostre zone le temperature continueranno ad aumentare. Su tutta Italia si porteranno sopra i 32 gradi nei prossimi giorni. Già da domenica avremo valori massimi sopra i 32 gradi su gran parte della Val Padana. Ma nel mentre l'ex ciclone che ha interessato la Spagna dovrebbe riuscire a risalire verso la Francia, portando correnti umide e instabili dalla metà della prossima settimana, con caldo comunque ancora sempre presente, ma con possibilità di un leggero calo termico e l'arrivo di temporali. Notiamo intanto dalla grafica come questo blocco a omega interessa gran parte dell'Europa, con l'arrivo però di probabili temporali sparsi di un fronte instabile che potrebbe portare solo sulla fascia nord-occidentale italiana e soprattutto sulle prealpi e Alpi l'arrivo di alcuni forti temporali, comunque meno probabili sui settori del nord-est. Caldo con temperature sempre estive, temperature comprese tra i 32 e i 33 gradi. Avremo un clima decisamente afoso nei prossimi giorni, ma è possibile dalla metà della prossima settimana un ritorno a condizioni di temperature gradevoli con massime tra 27 e 28 gradi. Ancora non si intravedono quindi scenari instabili e perturbazioni all'orizzonte, con il proseguo della stabilità come vedete fino alla giornata di martedì. Già qualche fenomeno sparso sulle Alpi martedì pomeriggio e sera, e poi mercoledì avremo qualche forte temporale soprattutto sul Piemonte, sulle zone prealpine e i settori dolomitici. Ma per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.